Settima corsa, è una reclamare per cavalli di 4 anni, 9 al via dopo il ritiro del numero 4, 1 Zenocolò Vittorio Viti, 2 Zelto Eges Lorenzo Baldi, 3 Zagor MTT Andrea Farolfi, 5 Zara Giuseppe Tutino, 6 Zeppolena Artongi, Marco Stefani. In seconda fila 7 Zelinda, Paolo Leoni, 8 Zagor Sana, Andrea Vitagliano, 9 Zemiria, Roberto Vecchione, 10 Zero Giulia, Battista Congiu. Allineamento un po' così. L'errore di Zelto e Gaesse. Veloce Zara scavalca Zagor MTT. Poi partito molto bene dalla seconda fila Zagor San. Numero 2 Zeldeg S squalificato. Vediamo poi Zeppolena Artongi davanti a Zenocolò. Intanto i primi 200 metri in 14,2. Da parte della Pascia Est di Giuseppe Tutino che la mette sul ritmo. Sempre il secondo è Zagor MTT a precedere Zagor San. Poi vediamo Zeppolena Artongi, Zelinda, Zenocolò. 400 in 28,1, ritmo micidiale per la categoria da parte di Zara. Infatti sono tutti molto sgranati. L'errore di Zelinda a centrogruppo. Tanto i 600 vanno via in 42,7. Numero 7 Zelinda con squalificato. Zara che ha una decina di metri di vantaggio su Zagor MTT che viene scavalcato da Zagor San che si butta all'inseguimento della battistrada. Poi Zeppolena Artongi, avanza anche il numero 9 di Zemiria, primo giro addirittura in 57,1 con Zara che è ancora in vantaggio. Numero 3 Zagor MTT San si squalificato. sta avvicinando, poi tutti sgranati. L'errore anche di Zagor MTT, il chilometro in 1:12,1 in questa categoria con Zara in vantaggio davanti a Zagor San. In difficoltà Zeppolena Artongi scavalcato da Zemiria, poi al quinto è Zenocolò. Zara sta facendo corsa per proprio conto, ancora 10 metri di vantaggio da Zagor San. Poi Zemiria che si avvicina, ma posizione praticamente già tutte delineate. Ultima curva passata in 15,1 con la figlia di Pascia Est che viene a fare passerella con Giuseppe Tutino e viene letteralmente a dominare. Al secondo è Zagor San che precede a sua volta Zemiria, mentre per il quarto Zeppolena Artongi. Poi Zero Giulia che viene a battere Zenocolò per il quinto posto. 1:12,8 a reclamare con Zara Giuseppe Tutino, colori di Alfredo Sorrentino. La quota in chiusura per la figlia di Pascia Est da controfavorita 2,78. È tutto per questa sera dall'ippodromo del Savio. L'appuntamento è per domani sera.